Santa Margherita Ligure, stop alla riqualificazione del porto. Il comune archivia il progetto di Santa Benessere. La mareggiata ha causato troppi danni, spiega il sindaco. 4 barche andate a fuoco nella notte nel porto di Lavagna. In corso accertamenti per capire le cause del rogo. In azione sino alle 3 del mattino, 24 vigili del fuoco. Le difficoltà hanno accresciuto il senso di unità tra le persone. Nella celebrazione del Te Deum, il vescovo ha richiamato i fatti del 2018 e lanciato un appello a dare più spazio ai giovani. Capodanno con il sole nel Tigullio, anche domani giornata senza precipitazioni, poi si cambia, da mercoledì arriva il grande freddo. L'anno si chiude con un pareggio casalingo per la Virtus Entella, 0-0 contro il Gozzano. I biancocelesti salgono al quinto posto in classifica, 30 punti, ancora 6 le partite da recuperare. Un anno insieme, il 2018 ripercorso nei servizi di Telepace, dal crollo del Ponte Morandi alla causa di beatificazione di Don Nando. Questa sera su Telepace 1 in attesa del nuovo anno. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio oggi. Non si può riqualificare qualcosa che non c'è più. Così il sindaco di Santa Margherita Ligure spiega sinteticamente la decisione del comune di archiviare la procedura per la realizzazione del nuovo porto presentata dalla società Santa Benessere e giunta alla fase della progettazione definitiva. La mareggiata, ha spiegato Donadoni, ha causato infatti troppi danni. Sentiamo. Stop al progetto di riqualificazione del porto di Santa Margherita Ligure. Il comune ha avviato la procedura per archiviare sia la richiesta di concessione demaniale marittima, sia l'approvazione del relativo progetto definitivo presentati dalla Santa Benessere, perché sono necessarie modifiche sostanziali al preliminare che non sarebbero ammissibili in questa fase della procedura. È questa in ordine di tempo l'ultima importante conseguenza della mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018 che ha causato danni pesantissimi nel Tigullio ed in particolare fra Portofino, Santa Margherita, Rapallo e Zoagli. A Santa Margherita Ligure in particolare la mareggiata ha stravolto lo stato del litorale marino e ha spezzato in due la diga foranea, rendendola in parte inagibile. Sulla diga sono necessari ingenti interventi di messa in sicurezza. Secondo una prima stima effettuata pochi giorni dopo la mareggiata, per mettere in sicurezza, ripristinare e potenziare la diga sono necessari 15 milioni di euro. Ministero delle Infrastrutture, Regione e Provveditorato hanno fin da subito affiancato l'amministrazione comunale per decidere e progettare le opere più urgenti da effettuare in città, anche in vista della stagione turistica 2019. Ma lo sguardo sul porto non può non comprendere anche l'incidenza della procedura Burlando attivata per arrivare alla riqualificazione di tutta l'area, procedura che era stata avviata nel 2011 e che in questa fase stava compiendo una delle sue fasi conclusive, ovvero la verifica da parte degli uffici comunali del progetto definitivo. Valutata dunque la situazione, il responsabile unico del procedimento, il dirigente dell'area 4 Territorio e Ambiente del comune di Santa Margherita Ligure, Pietro Feriani, ha inviato alla società Santa Benessere una missiva con cui si comunica l'archiviazione della procedura. Occorre essere realisti e prendere atto dello stato attuale delle cose, stravolto dalla mareggiata di fine ottobre, ha dichiarato in merito il sindaco Paolo Donadoni, che ha aggiunto: non si può pensare di riqualificare qualcosa che non esiste più. Il porto ora richiede di venire non solo ripristinato, ma anche ripensato e potenziato per ragioni di pubblica sicurezza, e le spese ingenti che sono necessarie di fatto superano le progettazioni per la sua riqualificazione. 700.000 euro per la bonifica dei siti inquinati. A stanziarli la Giunta regionale, gli interventi sono 3, il recupero dell'area ex SICAM di Santo Stefano Magra, San Genisio ad Arcola e il piano di caratterizzazione della zona di Madonna della Neve nel comune di Lavagna. In quest'ultimo caso la Regione finanzia le indagini per definire i lavori di messa in sicurezza delle acque sotterranee risultate contaminate in corrispondenza dell'area di trasbordo e di stoccaggio dei rifiuti. Il contributo per Lavagna è di 56.572 euro. 3 motor yacht e una barca a vela andati distrutti è il bilancio del rogo che ha colpito questa notte alcuni natanti ormeggiati al molo L nei pressi del Silos al porto di Lavagna. Le fiamme sono partite da un'imbarcazione e successivamente si sono propagate alle altre. A bordo per fortuna non c'era nessuno. L'allarme è scattato poco prima delle 22. Sul posto hanno operato sino alle 3 del mattino 24 vigili del fuoco con 5 mezzi, tra cui una motobarca e il nucleo sommozzatori. Un'imbarcazione in particolare, una volta spento il grosso dell'incendio, è stata trasportata alla diga foranea ed è stata fatta affondare per domare del tutto le fiamme.
Le imbarcazioni sono state successivamente allontanate dal molo per motivi di sicurezza. Il comando della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure ha disposto il posizionamento di panne galleggianti attorno ai relitti per prevenire eventuali sversamenti di inquinanti in mare. Sono in corso gli accertamenti per naturalmente giungere alle cause dell'incendio. Cambiamo tema, apriamo la pagina religiosa della giornata di oggi con lo sguardo rivolto alla maternità virginale di Maria, madre della Chiesa e sorella della Chiesa. Il Vescovo ha presieduto la celebrazione del Te Deum nella Chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. Monsignor Tanasini ha ricordato i fatti di cronaca che hanno colpito il Tigullio e la Liguria, dalla mareggiata al crollo del Ponte Morandi, e ha lanciato un appello: dare più spazio ai giovani. Sentiamo Andrea Capitani. Maria, madre della Chiesa, sorella e nello stesso tempo madre nostra. A lei il vescovo diocesano ha rivolto il suo sguardo nell'omelia della celebrazione del Te Deum presieduta nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. La vita di Maria, di cui celebriamo la maternità virginale, ha spiegato Monsignor Tanasini, è stata tutta di Dio e tutta per Dio. Questa verginità vuol dire donazione, dono di sé, pienezza, fecondità. C'è una fecondità nuova nella verginità e dunque, e lo affermo in un tempo in cui questo è così difficile capirlo, riafferma il valore della verginità, sia di quella consacrata che segue Maria nella strada che ella ha intrapreso obbedendo al progetto di Dio, sia la verginità che noi chiamiamo matrimoniale, è diventata così rara oggi. Il Vescovo ha poi gettato uno sguardo ai fatti che hanno caratterizzato questo 2018. Dal punto di vista della vita della diocesi, Monsignor Tanasini ha richiamato le linee pastorali tracciate in occasione dell'Assemblea del 10 giugno e, ricordando il Sinodo dei Vescovi sui giovani che si è celebrato in Vaticano, ha rivolto un appello. Dare spazio, ma non soltanto dare spazio perché parlano nelle assemblee o parlino, dare spazio nella nostra vita comunitaria, offrire loro a casa il lavoro, la preparazione, fidarci del loro entusiasmo, avere stima e fiducia in loro, scoprire le risorse che hanno e che possono portare a noi. Dal punto di vista della società civile, il pensiero del Vescovo è andato al crollo del Ponte Morandi a Genova, che ha avuto ripercussioni dirette anche sulla vita del territorio del Tigullio, e alle conseguenze della mareggiata che ha colpito le coste, che ha fatto nascere un vivo sentimento di collaborazione e unione tra le persone. Dalla prova nasce la bellezza, in questo caso del dono gratuito, del sostegno. A noi comunità cristiana questo richiama l'impegno alla carità politica. È l'amore che dà pienezza a tutto, anche al tempo, e Gesù è il concentrato di tutto l'amore di Dio in un essere umano. Lo ha spiegato il Papa oggi nella Basilica di San Pietro al tradizionale canto del Te Deum, vedete le immagini. Francesco ha poi ricordato che Gesù è venuto a restituire la dignità alle persone, un aspetto sul quale il Papa ha invitato a riflettere. Oggi tanti uomini e donne hanno vissuto o vivono una situazione di schiavitù e che vivono al limite della dignità umana. A Roma, ha ricordato il pontefice, ci sono più di 10.000 persone senza fissa dimora. Anche Gesù è nato in una condizione simile, ha ricordato, ma non per caso o per un incidente. Ha voluto nascere così, per manifestare l'amore di Dio per i più piccoli e i poveri, e così gettare nel mondo il seme del regno di Dio, che è un regno di giustizia, di amore e di pace, dove nessuno è schiavo, ma tutti sono fratelli. Di qui l'invito di Francesco alla vicinanza materna a queste persone e a queste situazioni. Domani, solennità di Maria Santissima, si celebra la giornata mondiale della pace. Alle 10 trasmetteremo in diretta la messa presieduta dal Papa dalla Basilica Vaticana, a seguire l'Angelus, il tutto sul canale 15 di Telepace. E quella di oggi sarà una notte speciale per le 60 persone della nostra diocesi in questi giorni in pellegrinaggio in Terra Santa. Questa mattina la celebrazione all'interno del Santo Sepolcro, questa sera il saluto al 2019. Ce ne parla Don Fabio Mazzino. Proprio questa mattina all'alba il nostro pellegrinaggio diocesano ha vissuto il suo momento più significativo, la celebrazione proprio all'interno della tomba del Santo Sepolcro. È stata una celebrazione bellissima che ci ha aiutato a rivivere proprio anche il senso pieno di quello che sta avvenendo in questi giorni. Siamo una sessantina di pellegrini proprio animati dal tentativo di vivere la fede proprio nella terra che l'ha vista nascere.
Mi viene da dire che ogni pellegrinaggio non può che essere questa occasione che ci aiuti a riscoprire le radici, la ricchezza. La nostra guida, anzitutto, è la parola di Dio. E vorrei davvero tanto, e lo sanno anche i pellegrini che sto accompagnando, che il frutto di questo viaggio in Terra Santa dovrebbe essere l'ascolto della parola, la lettura della Bibbia, il frutto più bello, quello più maturo. Se devo dire poi finora come possiamo aver vissuto nella fraternità, nell'amicizia, nello scambio, nella conoscenza reciproca, una delle cose più belle me la diceva una persona mentre stamattina stavamo risalendo dal Santo Sepolcro, e cioè che siamo entrati nell'edicola e poi siamo usciti e non abbiamo visto nulla, proprio come dire che Dio non è lì, Dio non è nei segni della morte, nel sepolcro, ma è nei segni della vita, è là dove si ricostruisce il sogno di Dio. Ecco, sospinti da questo animo vorremmo ritornare in diocesi ed essere contagiosi di gioia. Torniamo sul nostro territorio, il Tigullio si prepara al veglione di San Silvestro, musica, danze, spettacoli di cabaret, fuochi d'artificio per salutare l'arrivo del 2019. Vari gli appuntamenti organizzati nei comuni del territorio. Vediamo la mappa delle principali feste. Proposte di tutti i tipi per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. Le città del Tigullio si preparano alla notte di San Silvestro. A Chiavari, concerto di Sandro Giacobbe e i suoi musicisti dalle 22 in piazza Mazzini, mentre al porto turistico serata di ballo liscio con l'orchestra Macio e spettacolo pirotecnico. A mezzanotte e mezza la tradizionale zabaionata in piazza San Giacomo di Rupinaro, promossa dall'associazione Pino Solari Ommi de Ruinà. A Santa Margherita Ligure tanto divertimento al Santa Claus Village dalle 22 con lo spettacolo di Andrea Carlini e Andrea Di Marco dei Brugia Baracche, DJ 7 con Matteo Ponzano e Miguel Gari dalle 23:30. Sesti Levante propone il veglione organizzato con la Croce Verde in piazza Matteotti a partire dalle 21 con musica disco, alle 22 mostra, proiezioni e musica dalla Torre dei Doganieri. Midnight in Rapallo alle 22 al Chiosco della Musica, mentre all'Auditorium delle Clarisse dalle 21:30 appuntamento con l'opera, tra i protagonisti il tenore Ivan Ion Rivas. Previsti anche eventi alternativi come la fiaccolata che partirà alle 21 dalla chiesa di Barba Gelata sino alla cappella del Monte Caucaso e il brindisi in rifugio, o la notte di preghiera delle lampade ardenti aperta a tutti al Benedetto Acquarone di Chiavari. Notte di Capodanno diversa, simpaticamente diversa per chi vuole pregare invece che danzare, o danzare spiritualmente invece che danzare fisicamente. È possibile dalle 22 ritrovarsi davanti al tabernacolo, poi concludiamo insieme con la celebrazione della messa di mezzanotte, riflettendo anche sul messaggio del Papa, come facciamo tutti gli anni per la giornata della pace. Brindisi di buon anno in piazzetta a Portofino allo scoccare della mezzanotte. Tutti i portofinesi, commercianti e ristoratori si riuniranno questa sera in piazza Martiri dell'Olivetta per salutare un 2018 che è stato particolarmente impegnativo per il borgo e dare il benvenuto all'anno nuovo. Il brindisi sarà avviato dal sindaco Matteo Viacava. E il meteo come si comporterà? Ancora domani sarà una giornata di bel tempo, ma dal 2 di gennaio arriverà anche sul nostro territorio il freddo. Sentiamo. Capodanno con il sole nel Tigullio. Le previsioni meteo sono buone e descrivono uno scenario favorevole a chi desidera trascorrere l'ultimo giorno del 2018 ed il primo del nuovo anno all'aria aperta, magari coinvolgendosi in uno dei tanti eventi di piazza in programma nel territorio. Un tipo di tempo nel complesso asciutto, come abbiamo vissuto nei giorni scorsi. Non ci saranno temperature anomale come quelle registrate ieri, perché soprattutto il settore centrale, la zona del Genovesato, ha sperimentato valori massimi diurni anche di 20-21 gradi che sono assolutamente superiori alla media del periodo. Rientriamo un po' più nei ranghi, quindi con temperature più in linea, però sempre un tipo di tempo nel complesso soleggiato e asciutto. Il primo giorno dell'anno sarà caratterizzato da tempo soleggiato o a tratti disturbato solo da nubi alte, ma già sul finire della giornata e poi più marcatamente da mercoledì si avrà un deciso calo delle temperature. Domani ancora temperature stazionarie o cominceranno a diminuire in quota, quindi nei nostri comprensori interni Val d'Aveto, Appennino orientale, però poi il gelo si propagherà in maniera più diffusa nella giornata del 2, dove sono attese delle nevicate solamente sul meridione italiano e ne sentiremo parlare anche a bassa quota e sul litorale. Da noi
ahimè dipende un po' dai punti di vista, insomma per gli amanti della neve non è una bella notizia, sarà un tipo di tempo molto asciutto, quindi ventoso, con la tramontana e il grecale che si sa sulla Liguria è sintomatico insomma di tempo stabile e di cieli sereni. Aria sicuramente frizzante, gelo in quota anche durante il giorno con temperature abbondantemente sotto zero, e la costa con valori che potranno poi andare sotto la media del periodo nel corso del fine settimana. Telepace dedica uno spazio ai presepi allestiti nel Tigullio. L'appuntamento è per domani sera, 1° gennaio, con una puntata speciale di Si può dare di più. Si potranno ammirare le natività allestite nella zona pastorale di San Pier di Canne, a Conscenti, quelle realizzate dai bambini del catechismo delle parrocchie di Lavagna e il tradizionale presepe del Brunzin. E proprio quest'ultimo sentiamo l'intervista. Quali sono i personaggi che quest'anno avete voluto aggiungere alla rappresentazione del presepe? Dato che sono i 100 anni della Lavagnese, dalla nascita dell'Unione Sportiva Lavagnese, abbiamo pensato di mettere 11 rappresentanti negli anni. Infatti ci sono giocatori che hanno giocato del 40, del 45. Poi abbiamo voluto aggiungere ancora Stefano Compagnoni, che è il presidente che tiene questa squadra. Ecco. Ci sono altri personaggi aggiunti? Sì, abbiamo voluto cambiare i 2 vigili, quest'anno ci abbiamo messo altri 2, una vigilessa e un vigile qui di Lavagna, poi ci sono il ristorante La Lampara con il cuoco e il proprietario. Quindi di anno in anno il numero aumenta, diventa sempre più una città. Sì, siamo più di 250, sono adesso i personaggi, ogni tanto ne cambiamo qualcuno anche perché comunque cioè più di 12 metri non si può fare questo presepe qui e allora dobbiamo cambiare, levare qualcuno, aggiungerne altri. Ecco. Quest'anno le offerte a chi andranno, lo ricordiamo? Sì, le offerte andranno ai bambini giù dell'Hospital San Carlos del Chiapas, in Messico, una parte, e una parte alla ricerca sul cancro. Ricordiamo fino a quando è aperto il presepe e in che orari? Sì, i giorni feriali dalle 15 alle 19, festivi e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. E su appuntamento basta che mi facciano una telefonata, siamo sempre disponibili anche al mattino nei giorni feriali a aprirci. Poi nei locali della Torre c'è un'opera in legno e gesso. Di chi è stata questa idea? È di Fabio Castelli, il nostro socio, è un artista, voglio dire, che tutti gli anni fa o una chiesa, una piazza, qualcosa, poi ce la presenta qui. Si può dare di più domani sera alle ore 21:10 sul canale 15 di Telepace. Nel 2018 è stato superato il 71% di raccolta differenziata a Lavagna. L'Ufficio Ambiente ha provveduto inoltre a incrementare i controlli, affiancando l'operato della Polizia Municipale con le figure degli ecoausiliari, che da metà maggio hanno elevato 216 multe per conferimenti scorretti, portando nelle casse del Comune 5.517 euro. Introiti che saranno utilizzati per azioni ambientali come pulizie straordinarie e iniziative di educazione per sensibilizzare le persone sull'importanza della raccolta differenziata. Infine, il Comune fa sapere che nella giornata di domani il servizio di raccolta sarà sospesa e quindi la plastica sarà recuperata il giorno successivo. Pertanto il 2 di gennaio i lavagnesi potranno esporre dalle 19 a mezzanotte sia l'umido sia la plastica. E ora tutti gli appuntamenti per la giornata di domani e di mercoledì. Appuntamenti in agenda per martedì 1 gennaio 2019. Alle 11 al Cinema Teatro Centrale di Santa Margherita Ligure l'Ensemble Symphony Orchestra porterà in scena il concerto di Capodanno The Legend of Ennio Morricone. Sul palco il soprano Anna Delfino e il violinista Attila Simo. Natale al Musel di Sestri Levante. Il Museo Cittadino aprirà alle 14 a Palazzo Fasce per uno straordinario Open Day di Capodanno. Capodanno Jazz è il titolo del concerto in programma all'Auditorium San Francesco di Chiavari alle 17. Ad esibirsi la Tigullio Big Band con la partecipazione della cantante Elena Ventura, il tutto a cura della Filarmonica Chiavarese. Alle 17, nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Sestri Levante, letture da opere di San Francesco, Manzoni, Pascoli, Wilde, Dickens, Buzzati e Parise, con la partecipazione di Gabriella Casali e dell'attore e regista Edoardo Siravo. L'ingresso è libero, eventuali offerte saranno devolute per i lavori di restauro della chiesa.
Sempre alle 17, ma all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo, tradizionale concerto di inizio anno. Ad esibirsi l'orchestra Jean Sibelius con il trombettista Paolo Gaviglio. L'ingresso è libero. Alle 21 a Moneglia, nella chiesa di Santa Croce, concerto con gli archi solisti del Carlo Felice, organizzato dall'Associazione Felice Romani. In programma musica di Bach, Handel, Barrière, Mozart, Paganini. Appuntamenti in agenda per mercoledì 2 gennaio. Laboratorio per bambini al Santa Claus Village di Santa Margherita Ligure. Alla Casa degli Elfi, Pasta Building, crea il tuo mondo con la pasta. L'inizio alle 16. L'iniziativa è promossa da Baby Parking Il Girasole. E infine alle 21 al Teatro Sociale di Camogli, concerto dedicato a Duke Ellington. La Monday Orchestra, diretta da Luca Missiti, ripercorrerà l'intera storia della big band ellingtoniana. Ora lo sport, parliamo di calcio, la Serie C. La Virtus Entella ha concluso il 2018 con un pareggio, ieri al Comunale 0-0 contro il Gozzano. Sentiamo. Non riesce a chiudere l'anno in bellezza l'Entella, fermata 0-0 al Comunale dall'ottimo Gozzano. I piemontesi continuano la loro striscia di partite senza sconfitte lontane dalle mura amiche. Nel rinominato lunch match delle 12:30, davanti a una buona cornice di pubblico, l'Entella non è riuscita a scardinare la difesa avversaria. È stata una partita molto equilibrata, bloccata, avara di emozioni, soprattutto nella prima frazione. Nella ripresa, complici anche i cambi, l'Entella ha cercato di assediare il Gozzano alla propria area di rigore senza tuttavia creare grossissime occasioni. Per i ragazzi biancocelesti, dopo il Tour de Force cominciato nei primi giorni di novembre, adesso ci sarà un po' di meritata vacanza. Dopo il 6 di gennaio la squadra tornerà in campo per preparare la storica partita di Roma delle ottavi di finale di Coppa Italia Team Cup. Si giocherà poi in campionato ogni 3 giorni, si entrerà anche in una fase dell'anno in cui si comincerà a parlare di mercato. Il campo per il momento dice che l'Entella pareggia 0-0 contro il Gozzano nella prima giornata di ritorno e ultima gara dell'anno solare. Riuscire ad avere 30 punti avendo incominciato a giocare a metà novembre mi sembra un risultato di tutto rilievo, di cui va dato atto ai ragazzi e al mister che è riuscito a condurli e a gestirli con grande intelligenza e equilibrio. Chiedo l'ultima cosa, so che un punto sul quale ha puntato tanto in questi anni, dopo un po' di scoramento lo scorso anno, si sta ricreando un bel clima, un bel feeling tra squadra e tifosi. Ma certamente il primo dovere della squadra, cioè la squadra deve giocare bene, deve entusiasmare, deve dare spettacolo. Poi i tifosi ci devono mettere la loro, perché in molte occasioni chi non è venuto ha avuto torto, nel senso che questa è un'Entella che certamente gioca bene, ripeto, dobbiamo considerare lo stress di 2 mesi giocati a velocità supersonica con 3 partite alla settimana. Purtroppo sarà così fino a marzo. Dobbiamo essere bravi a utilizzare bene questi 9 giorni, 10 giorni per ricaricare le pile e partire più forti di prima. Siamo in conclusione, diamo uno sguardo alla nostra programmazione, quella di questa sera in particolare, perché come tutti gli anni torna Un anno insieme. Telepace rilegge gli eventi e i fatti del 2018, l'ha preparato Cristina Oneto che ce ne parla. A te Cristina. Tutto è pronto per Un anno insieme, il percorso che ci condurrà attraverso i 12 mesi del 2018 che stiamo per salutare, un percorso fatto attraverso le immagini, le testimonianze raccolte da Telepace durante l'anno. Un anno impegnativo, un anno importante con eventi anche drammatici, dal crollo del Ponte Morandi alla mareggiata che ha toccato il Tigullio, ma anche momenti di grande gioia per la diocesi. Ricordiamo la chiusura del cammino sinodale nella grande assemblea diocesana convocata dal Vescovo e la chiusura del processo di canonizzazione a livello diocesano di Don Nando Negri. Andremo a rivedere insieme tutti questi avvenimenti cercando di offrirvi una sintesi il più ampio possibile. Ora vi mostriamo il 2018 in una sintesi di 1 minuto e mezzo.
Allora ci rivediamo in Un anno insieme questa sera nella serata del 31 di dicembre, poi ancora il 1 gennaio e il 6 gennaio e naturalmente sul nostro canale All News, il 187, per l'intera giornata del 1 gennaio. Grazie a tutti dell'attenzione e dell'affetto e buon anno. Bene, con questa notizia si conclude il nostro telegiornale, è l'ultima edizione del 2018. Quella di questa sera è l'occasione giusta per sognare 365 giorni da scrivere. Dunque l'augurio da parte nostra è proprio quello di continuare questo sogno. Quindi buon anno a tutti, noi ci ritroviamo mercoledì, canale 15, canale 187. Arrivederci.